I contagi aumentano lentamente, ma aumentano, ed aumentano in Veneto anche i ricoverati in terapia intensiva. Ci sono 64 persone. I parametri per passare di colore e di conseguenza avere nuove restrizioni sono però ancora lontani dalle percentuali attuali, ma la preoccupazione inizia a farsi sentire. Preoccupazione è quella di gestire questo incremento inesorabile quotidiano, lento, che porta a noi macroscopicamente di fare sempre la solita domanda che ci fanno: ma passeremo in zona gialla? Ma probabilmente passeremo anche in arancione e anche in rossa, se non mai si fermerà. Ma io ho speranza che si fermi questo contagio. Certo è che questo piccolo, inesorabile incremento non è importante e massacrante, perché abbiamo comunque le vaccinazioni in questo contesto sociale. Cioè avere quasi l'85% dei veneti che hanno intrapreso un percorso, si sono vaccinati o quantomeno hanno intrapreso un percorso vaccinale, ci permette che davanti a 1000 contagiati mediamente al giorno non hai gli ospedali pieni. I dispositivi di protezione vanno portati, e per questo l'invito che si fa alla comunità, che poi sia la comunità che non vuole vaccinarsi, che vuole vaccinarsi, che crede nel virus o non crede nel virus, quantomeno per rispetto nei confronti di tutti si porti la mascherina. Per agevolare la somministrazione della terza dose, il Veneto sta mettendo a punto il sistema informatico in modo che tra qualche giorno sia possibile prenotare il booster per tutti gli over 40 che dal 1 dicembre potranno sottoporsi all'inoculazione, passati i 6 mesi dalla seconda dose. Visto che è autorizzata la terza dose, cosa succede? Succede che potremmo anche prendere e dire tutti, nell'attesa che si compiano i 6 mesi, possono già prenotarsi da ora. Allora, non fatelo oggi, ma nel giro di qualche giorno daremo comunicazione, assettiamo il sistema per cui troveremo spazi liberi nelle agende, che so, io i 6 mesi che mi scadono il 12 di dicembre, l'idea è quella di poter entrare in settimana, di prenotarmi un appuntamento dal 12 dicembre in poi, quindi cercando anche di programmare, anticipando, e anche per noi di gestire tutta questa partita. Quindi lo stiamo facendo da un punto di vista informatico, in maniera tale da dare risposte a tutti, evitando che tutti attendano il compimento del 6° mese per andare a prenotarsi. È abbastanza laborioso, ma ci riusciremo. Però che comincia già a farsi sentire.